Raggianti come il sole che baciava Punta San Giuliano sono le donne del Trifoglio Rosa della Lielte di Mestre. Dietro a questi sorrisi la grinta di chi ha lottato con i denti per riappropriarsi della propria vita dopo un cancro al seno. Ripresentare le donne in rosa che nonostante il cancro comunque si mettono in gioco e cercano di riabilitarsi con la pagaia. Si sono messi a pagaiare perché per molte di loro mastectomia è significato svuotamento ascellare e riabilitazione al braccio. Ho subito mastectomia con svuotamento ascellare, quindi inizialmente avevo forti difficoltà ad usare il braccio sinistro e un inizio di linfoedema. Appena le cure chemioterapiche appunto mi hanno permesso di mettere il piede in barca, ho iniziato subito. I vantaggi e i benefici dell'attività sono stati immediati, sia fisici che psicologici. Una conferma che arriva da quello che in molte considerano un angelo custode. Abbiamo un vantaggio di tipo fisico perché così facendo mantengono in attività l'arto superiore che non può che trovare beneficio da questo, ovviamente senza esagerare nell'attività fisica. E dall'altra parte c'è un vantaggio psicologico in quanto si ritrovano in un ambiente conosciuto, con persone che hanno avuto lo stesso tipo di patologia e che conoscono i problemi delle donne operate al seno e quindi trovano un reciproco rinforzo psicologico e un modo per superare quello che è un impatto terribile della malattia. Eccole, queste sono le nostre medaglie. Mostrano con orgoglio le medaglie vinte l'anno scorso in Russia. Tra di loro hanno fatto squadra perché, come ci ha detto Yvonne Chiarin, veterana del Trifoglio Rosa, tra di noi non ci sono segreti. Quando si avvicina il momento dei controlli, con loro non devo fingere, ha detto, mentre a volte lo fai con i familiari per non preoccuparli. Ora non le spaventa nulla, neanche i mondiali di Dragon Boat a Venezia. E nonostante i guai fisici, i problemi, ci hanno dato una bella prova di coraggio e devo dire, tra i vari gruppi che abbiamo all'interno della Canottieri Mestre, siamo più di 800 soci, loro sono veramente un gruppo molto attivo. Entusiasmo e appoggio viene anche dall'amministrazione comunale di Venezia, che non ha voluto mancare alla presentazione alla città. Oltre all'assessore al turismo Paola Mara e il consigliere delegato alla tutela delle tradizioni Giovanni Giusto, presente anche il sindaco Luigi Brugnaro. Hanno prima di tutto la gratitudine dell'amministrazione e di tutta la città, perché dimostrano che di fronte a un problema veramente serio e preoccupante hanno reagito, hanno affrontato, non si sono nascoste e raccontano alle altre, mettendoci la faccia, come si deve fare per prevenire. Per cui un plauso gigantesco e totale apporto e supporto comunicativo, ma anche altro. Vorrei ricordare poi che un'azienda privata come questa casa di cura, che devo dire insomma Giovanni XXIII di Monastiere le ha scelte come squadra da sponsorizzare ed è ancora una volta un privato che vede avanti rispetto al futuro. Viene dalla sensibilità nei confronti di chi purtroppo nella vita ha avuto un problema così serio, però vedo che c'è molta allegria e molto spirito, molto coraggio, per cui queste donne sono veramente straordinarie. Dai una pagaiata al cancro e la vita è tua!